La crisi morde ancora e morde in maniera molto significativa. Il 2012 è stato certamente un anno peggiore del 2011. I dati parlano chiaro, in particolare per quelle che sono le aree di prestazione a sostegno del reddito, ovvero gli ammortizzatori sociali. In aumento la disoccupazione sia ordinaria, con un più 27,30% rispetto al 2011, che quella con requisiti ridotti, ovvero quella dei precari. Aumentano anche la cassa integrazione sia ordinaria che in deroga. In lieve diminuzione le ore di cassa integrazione straordinaria, ma il dato è tutt'altro che positivo, in quanto significa che le aziende hanno usato tutti gli strumenti possibili ed ora gli resta solo il passo della chiusura. Oggi sul piano economico vanno bene solo le aziende che operano a livello internazionale, le altre sono praticamente tutte più o meno in sofferenza. Vediamo che anche se guardiamo la dinamica delle aziende iscritte e versanti, ci accorgiamo non a caso che la provincia che ha la maggiore sofferenza è Vicenza, no? Che è per definizione il nostro gioiellino del piccolo e medio. Altro aspetto che mostra la difficoltà in cui versano le nostre aziende sono il mancato versamento all'INPS dei contributi mensili, sia quelle delle aziende che quelle del dipendente. Venezia e Padova sono il fanalino di coda, ma a poca distanza troviamo anche le altre province, Verona, Vicenza e Treviso. Il più delle volte si cerca la rateizzazione, ma qui l'ente si trova in difficoltà, bloccato da norme non adeguate ai tempi di crisi, per questo l'ente lancia una richiesta. Maggiori strumenti, maggiori durate e discrezionalità nella gestione delle dilazioni, perché queste aziende sono una ricchezza per tutti. Dal punto di vista invece delle pensioni erogate, nonostante la riduzione del personale e l'incremento del volume di produzione con un più 2,14% di pensioni liquidate nel 2012, le varie sedi dell'ente sono riuscite a liquidare quanto dovuto entro 30, massimo 120 giorni. La provincia più lenta nell'erogazione, anche se di poco, è risultata Venezia. Sono in aumento in maniera significativa infine le pensioni di vecchiaia e quelle di anzianità per effetto della cosiddetta finestra mobile, in diminuzione quelle di invalidità civile.